Se prestate attenzione, di Milena la storia vi canto, del delitto atroce e brutale che l'Italia ha fatto sdegnare. Dentro Genova il fatto è successo e la gente onesta ha colpito dell'antica città marinaria che quel crimine vuol condannare. 13 anni Milena aveva, nata in Svizzera coi genitori, ma il mare di Genova amava e in quel mare la morte trovò. Nella villa lussuosa abitava che lasciava al mattino d'ogni dì, perché a scuola a Milena andava dentro il centro di quella città. Quel mattino di maggio alla mamma la Milena disse: non voglio oggi andare a scuola perché tanta voglia ho di stare con te. Ma la mamma la chiama al dovere e così come sempre la bimba bacia mamma e saluta il papà e col broncio si reca a studiare. Ma là fuori il mostro è in agguato, la sua preda comincia a fiutare e da tempo il piano ha studiato per poter quella bimba ingannare. Era l'ora che sempre ogni giorno la Milena faceva il ritorno con gli amici della stessa età che ben presto dovette lasciare. Ciao amici, Milena pronuncia, devo andare ed ho tanta fretta, l'insegnante a casa mi aspetta e già tardi e non posso restare. In quel giorno di maggio fiorito il destino sembrava accanito, per il mostro ogni cosa a favore per strappare quel tenero fiore. E già tardi il papà impensierito il telefono prende e chiama il bidello di scuola che dice: già da tempo Milena uscì. Ed il cuore di mamma incomincia a tremare di paura e di pena, perché mai non ritorna Milena ed un triste pensiero già fa.